manca un anno esatto, tornano in Veneto le Olimpiadi dopo 70 anni, insomma Verona al centro. Qual è l'emozione di questo grande evento? Beh, Verona sarà un'emozione incredibile per me che sono veronese d'adozione e anche soprattutto per la città. L'Olimpiade toccherà Verona nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e apertura delle Paralimpiadi, quindi Piazza Bra e l'Arena saranno veramente il fulcro di un'Olimpiade italiana e per questo motivo, soprattutto perché avremo gli occhi del mondo addosso, dobbiamo farci trovare pronti, quindi dovremmo correre perché comunque 300 ormai 64 giorni sono pochi, però bisogna farsi trovare pronti. Ieri la manifestazione a Milano, che atmosfera si è respirata, il presidente rappresenta anche Thomas Bach, insomma una cerimonia importante. Sì, Thomas Bach, il presidente del CIO, il mio presidente, aveva incontrato comunque tutti i ministri a Roma per avere le assicurazioni che Milano Cortina fosse ormai pronta e tutta l'Italia fosse pronta ad accogliere queste Olimpiadi. Le ha avute, quindi era sicuramente molto contento e ieri comunque è stato bello perché poi viverlo anche da atleta, almeno uno, vuol dire veramente entrare nel vivo e insomma si comincia a respirare aria di Olimpiadi. In chiusura, che effetto fa viverlo da non più atleta? Credo sia emozionante, non allo stesso modo, in un modo diverso, ma comunque molto emozionante, soprattutto perché toccherà comunque questa Olimpiade, toccherà dei posti del mio cuore come Verona dove vivo ormai da 20 anni e Livigno che per me è una seconda casa, le Dolomiti, e quindi per me veramente è un'Olimpiade quasi di casa, della porta accanto ed è incredibile.